Sì, io ringrazio per l'invito, siamo venuti abbastanza in massa perché su queste tematiche noi ci impegniamo da tempo e siamo molto interessati. Abbiamo avuto l'ultimo congresso regionale, lo abbiamo dedicato non a rivendicazioni corporative ma alla logica di combattere gli sprechi. Noi sosteniamo che si può fare molto di più con molto meno. Noi sosteniamo che ci sono un numero di sprechi infinito. E il convegno di oggi con le relazioni di Don Tellatin e del dottor Terzo in qualche modo ha fatto capire quanto si sta sprecando, perché Don Tellatin ha fatto riferimento ai 60 miliardi di euro che ci costa la corruzione in questo paese, un paese che si permette il lusso di non approvare, di non ratificare la Convenzione di Strasburgo in tema di corruzione. Tutti oramai sono concordi nel dire finalmente che la corruzione è il terreno di sedime su cui poi viene a consolidarsi, per così dire, la mafia a livello territoriale con le infiltrazioni. Ma voglio dire anche quello che riguarda l'evasione fiscale e il prodotto interno lordo dell'azienda mafia, si parla in termini anche qui di ampiamente superiori ai 100 miliardi di euro. Ecco, ricordiamo che l'ultima finanziaria Lacrime e Sangue è costata 34 miliardi di euro, mi pare. Noi qui parliamo di cifre 4 o 5 volte superiori. Apprezzabile il governo Monti che non ha messo la lotta all'evasione fiscale già in previsione, già come somma compresa in questa finanziamento. Tutto quello che recupereremo lo reinvestiremo lì. Ecco, io ho sentito il bisogno più e più volte di denunciare questi sprechi, cioè ultimo nell'ordine di tempo la Criminal Poll che spende 100.000 euro con un'azienda di Verona, gli dovremmo essere grati perché ha investito sul nostro territorio per far fare orologi e gadget, quando la Polizia di Stato non ha i soldi per rinnovare il vestiario dei poliziotti. Io la mia giacca a vento l'ho presa, era di un pensionato, era tenuta bene perché lui lavorava in Borghese e mi ha dato la giacca a vento di servizio, faccio riferimento per quello che riguarda me. 100.000 euro spesi per fare orologi e gadget natalizi. Io dico che se è Quaresima deve essere Quaresima per tutti, va bene? E non c'è più niente da festeggiare. Vorrei che la finissimo con tutte queste celebrazioni, con queste parate militari, con tutte queste feste che buttano via soldi e risorse e poi le vanno a tagliare a quelli che sono i rami virtuosi della pubblica amministrazione che combattono la criminalità mafiosa. Io dico che anche da parte delle amministrazioni a livello locale, territoriale, come Consiglio regionale, si può fare molto. Ho sentito l'assessore Giorgetti che parlava dei soldi che sono stati stanziati a favore della lotta contro la criminalità. Mi permetto di dire che se noi andiamo a costruire caserme dei carabinieri che costano una valanga di soldi per mantenerle e poi hanno dentro 2 carabinieri, non facciamo sicuramente lotta contro la criminalità mafiosa, buttiamo via soldi. Non siamo più un paese in cui ci si può permettere il lusso di avere una caserma, ma parlo anche della polizia. Noi a Verona abbiamo chiesto la chiusura di un commissariato di polizia a 1,5 chilometri dalla caserma. È una vergogna. 8 uomini buttati via, una dispersione di risorse incredibile. Un'azienda privata non se lo potrebbe mai permettere e uno Stato che comincia a ragionare nell'ottica della produttività non se lo può mai permettere. Permettetemi infine un minimo di sale però da buttare anche sulle ferite altrui, non solo sulle nostre, perché io quando sento parlare di soldi spesi per la lotta alla criminalità, io ho fatto la foto, ve la faccio vedere, a questa macchina è un BMW 540 con targa Polizia Municipale che sfilava la settimana scorsa nella festa delle Polizie Municipali del Triveneto. Non è comprando delle macchine di rappresentanza per i comandanti provinciali della polizia municipale che si fa la lotta al crimine. Cioè, se Monti tira fuori le vecchie Lancia per dire usiamo queste e poi quando vedo che le polizie municipali, i comuni in un periodo di crisi vanno a spendere valanghe di soldi per questo tipo di macchine, un pochino di rabbia francamente a chi non ha neanche la benzina da mettere nelle macchine di servizio viene. Scusatemi un po', però credo che sia necessario cominciare a prendere confidenza con un approccio di tipo per così dire morale anche nella spesa fatta per questo tipo di tra virgolette investimenti. Chiedo scusa se sono andato al di là dei termini. Grazie mille, grazie Silvano.